Ehi ragazzo, qualcosa per te. Gli zoccoli risuonavano sulle lastre di trachite. Le ruote del carro cigolavano, incanalate nei solchi delle pietre consumate. Padre, arriva qualcuno? Tito scattò in piedi, si schermò gli occhi contro il sole e scrutò la via dritta e lunga. Tiberio fischiò al cane, che faceva il suo lavoro. Un mare lanoso e biancastro di pecore indolenti ondeggiò. Il cane abbaiò. Gli animali si mossero insieme ubbidienti e si spostarono verso il prato. I cavalli, già vicini, si fermarono e con loro il carro. Salve pastore, manca molto ad Altino? Ci siete quasi. I soldati scesero da cavallo. Sposta le tue bestie e lasciaci passare. Che cosa vi porta in città? Dobbiamo sistemare le strade di Altino. Un soldato frugò nel carro che conteneva gli attrezzi e ne trasse un fagotto. Ehi ragazzo, qualcosa per te. Tito si trovò tra le braccia un cucciolo marrone morbido. Non aveva un bell'aspetto, era piccolo, tozzo, un musetto triste, le orecchie abbassate, ma uno sguardo tanto dolce anche se impaurito. Guai, gli leccò il naso e gli si accoccolò contro. Lo abbiamo trovato sul ciglio della strada, non è ancora in forma, ma è vivo. Il gregge intanto aveva liberato la strada. I soldati salirono a cavallo e si allontanarono lungo la via Annia. Ne faremo un ottimo cane pastore, ma finché è così piccolo, lo possiamo dare a Marzia, padre? Intanto mettilo nella sacca, insieme all'agnello nato ieri. Tito era felice di avere quel cane, anche se non voleva mostrarlo. Aveva 10 anni ormai e da 2 accompagnava il padre e lo aiutava con il gregge. Era molto fiero delle sue pecore. Avevano delle belle bestie. Di giorno si spostavano seguendo il brulicare degli animali, sui pascoli con l'erba alta e fresca. Bisognava trattarle bene le pecore, la loro lana era pregiata. Ad Altino se la contendevano quella lana. Gli piaceva la vita all'aperto, ma si annoiava un po' se le soste del gregge si prolungavano. Lì era solo e il tempo non passava mai. Il padre era dall'altra parte. Lui badava che qualche pecora non se ne andasse per i fatti suoi. Tito era felice quando si trasferivano da un pascolo all'altro e si muovevano in quel mare di pecore. Fiancheggiavano fiumi e canali, sfioravano i boschi pieni di uccelli. A volte incontravano i cacciatori. Passavano all'alba con la faretra carica di frecce. Si dirigevano al bosco per cacciare cervi e caprioli, seguiti dai loro cani impazienti. Altri li salutavano al ritorno, cariche di lepri che fino a poco prima zizzagavano veloci nella campagna incolta. A sera padre e figlio si riunivano per la cena vicino al fuoco, acceso per cucinare. E nelle notti serene, quando il cielo brillava di punti luminosi, Tito, steso sul prato accanto al padre, chiedeva: «Padre, mi racconti delle stelle?» Anche quella sera Tiberio, conoscitore del cielo, cominciò. «Vedi quelle 4 stelle che sembrano formare un carro e le altre 3 che fanno da timone? È il Gran Carro. In realtà fanno parte dell'Orsa Maggiore, un'antichissima costellazione. Un'orsa? Vuoi dire che nel cielo c'è un'orsa? Proprio così. Quell'orsa era Callisto, una bellissima donna cacciatrice. Giove se ne innamorò e dalla loro unione nacque Arcade, Giunone, la vera moglie di Giove. Si infuriò talmente che appena nacque il bambino trasformò Callisto in un'orsa selvaggia, però con la mente umana. Deve essere stato terribile per Callisto avere l'aspetto di un simile animale, interruppe Tito. Già, ma ascolta che cosa accadde. L'orsa vagava per i boschi finché un giorno incontrò il figlio di Arcade, che intanto era cresciuto e diventato a sua volta un cacciatore. L'orsa lo riconobbe e, distinto, si fece incontro per abbracciarlo. Arcade non sapeva che quella fosse sua madre e imbracciò l'arco per ucciderla. «Oh, poveretta!» esclamò Tito. Allora Giove, impietosito, con un potente colpo di vento li trasportò nel cielo e li trasformò in 2 costellazioni. Callisto
divenne l'orsa maggiore, con il gran carro e Arcade, il guardiano dell'orsa. Per fortuna sono insieme ora, disse sollevato il bambino, e rimase a guardare la grande costellazione che brillava nel cielo limpido. Quel giorno il gregge passava troppo vicino al bosco. Non era una situazione prudente. Tiberio lo sapeva. Un attimo di disattenzione e magari un lupo solitario e affamato si sarebbe avventato su un agnello. Draco, ormai cresciuto, si fa per dire, perché le sue zampe a un certo punto avevano deciso di non allungarsi più, per tutto il giorno si era mostrato un po' nervoso. Il cane, che da cucciolo prometteva di diventare un bel esemplare, era rimasto tozzo e un po' bassetto. Anche il muso era corto e, con la bocca e le orecchie all'ingiù, manteneva sempre un'aria triste. «A chi vuoi che serva quel cane lì?» diceva il padre ridendo. «Come vuoi che faccia a tenere il gregge?» Nel sangue di quel meticcio, più che l'eredità di un cane pastore, scorreva prepotente quella di un cane da caccia. Più di una volta, dopo una fuga tanto repentina quanto inaspettata, era tornato da Tito portando tra i denti un leprotto, un fagiano, un ghiro, a dire il vero prontamente arrostiti e gustati dai pastori. Dunque, quel giorno, nei pressi del bosco, Draco si era mostrato molto interessato a qualcosa, ma a che cosa? Alzava le orecchie d'improvviso, il naso puntato, stuzzicato da odori selvatici, la zampa corta, immobile, a mezz'aria. «Draco, tranquillo, vieni qui!» Per qualche istante l'animale si acquietava, scodinzolava e si avvicinava al ragazzo. Subito dopo, però, l'attenzione tornava agli alberi. Una pecora, la più vecchia, si staccò dal gregge e trotterellò verso il bosco. I pastori non se ne accorsero. Draco a quel punto non resistette. «Toh, guarda, allora qualche goccia di cane pastore scorre nelle sue vene», esclamò Tiberio. Invece no. Il cane, nella sua corsa sfrenata, superò le pecore che procedeva imperterrita e senza indugio entrò nel fitto ombroso. Tito lo rincorse. «Draco, fermo qui!» gridò con tutto il fiato che aveva. Il cane, sordo ai richiami, sparì fra gli alberi abbaiando senza tregua. Anche Tito entrò nel bosco che subito si serrò alle sue spalle in una fitta barriera. «Draco!» gridò ancora, ma la parola tornò indietro in un'eco sussurrata. «Aco!» Intorno a lui solo ombra e silenzio. Una debole scintilla gli sfiorò la punta del naso e guizzò avanti. Una lucciola, di giorno. La piccola luce intermittente si spostava veloce. «Dove stai andando?» chiese il bambino. «Alla radura». «Ci ha chiamati tutti», disse l'insetto. «Tutti? Di chi parli? Quale radura?» La lucciola non rispose. Tito la seguì. Così, senza preavviso, al posto degli alberi, un muro di arbusti intricati e spettinati fermò la corsa del bambino. Fra i rami intrecciati penetrava un po' di luce. Al di là tutto sembrava splendere. Era il sole? Tito spostò qualche ramo e sbirciò oltre. Scorse un largo spazio erboso pieno di animali selvatici e domestici. Cervi dalle corna ramose, cerbiatti e caprioli dagli occhi dolci, cinghiali grufolanti, volpi, uccelli piumati grandi e piccoli, dai diversi colori, ghiri, scoiattoli, lupi, cani, cavalli, mucche, asini e tanti altri. Tutti, ma proprio tutti, erano rivolti verso una bellissima signora. Una veste ampia le scendeva dalla vita in ricche e morbide pieghe. 2 ali imponenti sfioravano il terreno erboso. Un volto dai lineamenti decisi, una chioma fulva le ornava il capo. Ai lati 2 leoni, cui le carezzava la criniera, la proteggevano. O era il contrario? Le 2 fiere si accucciarono ai suoi piedi. Il brusio degli animali cessò. Con voce profonda la signora parlò. «Salute a voi tutti, è già trascorso un anno, sono tornata per ascoltare le lamentele e le soddisfazioni che vengono dagli uomini. Chi vuole cominciare?» «Chi è?» sussurrò Draco alla sua vicina.
un'anatra dal piumaggio iridescente blu e verde. Tu sei giovane, non l'hai mai incontrata, vero? È la signora delle fiere. Ha potere sui boschi e sulle acque e ci protegge. Vuole sapere come gli uomini si siano comportati con noi. Prese la parola e una cerva dagli occhi di velluto. Dea alata, mia signora, avevo partorito un cerbiatto dolce come le gemme in primavera e allegro come le acque di un torrente di montagna. Un cacciatore lo uccise. Rise soddisfatto, pregustando le sue tenere carni. Una lacrima scivolò sull'erba. Sarà punito, occhie di velluto. Tutti gli uomini sanno che i cuccioli non si toccano, non si devono spaventare né uccidere. Il malvagio sarà punito. I due leoni ruggirono. Per un anno non riuscirà a cacciare nessun animale e dovrà procurarsi il cibo in altro modo. Tutti gli animali assentirono con un mormorio. E tu, piccolo, si rivolse la dea Draco, hai qualcosa da dire? Il cane, emozionato, tremava dalla punta della coda a quella delle orecchie. Io sono qui perché mi ha salvato un soldato. Ora ho un padroncino affettuoso. Ci vogliamo bene, giochiamo insieme, corriamo sui prati, mi accarezza e mi tiene vicino a sé. Tito, nell'udire quelle dichiarazioni, voleva saltare di gioia. È vero, aggiunse la vecchia pecora, quei pastori hanno cura di noi, ci portano nei pascoli migliori, aiutano i nostri agnellini e noi in cambio diamo loro molta bella lana. La signora delle fiere, soddisfatta, dichiarò: saranno premiati. Il prossimo anno, nel loro gregge, nasceranno molti agnelli. Tutti gli animali approvarono. Un grugnito sordo dirottò l'attenzione generale su un cinghiale robusto. Ecco, io voglio protestare. Gli uomini ce l'hanno con me. Mi rivolgono parole terribili, cercano di farmi del male. Un coro di proteste si sollevò. Per forza! Tu che cosa combini? Avanti! Di bene come ti comporti, gridarono alcuni. Il cinghiale grugnì senza rispondere. Vai negli orti, li calpesti, li devasti. È vero, rovisti con le zampe, mangi ciò che loro coltivano. Sfido che ti maltrattano. Nel bosco hai quello che ti serve, o no? Hai ghiande in quantità nel bosco, e nocciole, e bacche, e frutti selvatici. Mangia quelli, no? Il cinghiale abbassò il testone e borbottò qualcosa. Il silenzio fu improvviso. Un animale snello e nero come la notte avanzò verso la signora delle fiere. Camminava flessuoso, senza far rumore. Se un raggio lo sfiorava, il pelo corto e liscio mandava bagliori violetti. Incuteva timore e rispetto. E come il mare docile si apre, solcato dalla prua della nave veloce, così gli animali, al suo incedere, si scostavano. Tito non aveva mai visto nulla del genere in vita sua. Salve, Pantera. Tu sei l'ultima. Salute a te, dea alata. Che mi dici della casa dove stai? Vedo molti uomini passare davanti a me, e non tutti sono onesti e giusti, ma lo è l'uomo che vi abita e la donna è ospitale con gli stranieri, magnanima con gli schiavi e generosa verso chi ha poco. Non ho nulla di più da dire. Le questioni sono dunque tutte risolte. Mi affido a voi perché teniate a bada gli uomini, quelli che incontrate e quelli con cui vivete. La dea si alzò in volo e sparì silenziosa. Gli animali se ne andarono poco alla volta. Chi abitava nel bosco tornò alla sua tana, chi abitava con gli uomini tornò al suo riparo. Draco raggiunse Tito, gli leccò la mano e, assieme alla vecchia pecora, tornarono al gregge. Il bambino fu silenzioso per il resto del giorno. A sera, quando si distese accanto al padre, non chiese delle stelle, ma in tono sommesso cominciò: Padre, sono stato nel bosco oggi e ho assistito a una cosa straordinaria. Nascosto tra gli arbusti, e qui si fermò.
La riunione degli animali? Continuò per lui Tiberio. Sì, come lo sai? Si stupì Tito. La signora delle fiere? Aggiunse il padre. Ma allora come... Il bambino non riusciva più a parlare. Avevo la tua stessa età quando mi accadde e fu lo stesso anche per tuo nonno. Io ho visto tutto, padre, ma lei non si è accorta di me. Tu lo credi. La dea Lata sapeva di sicuro dove tu fossi. È lei che l'ha voluto. Quello che abbiamo è un gregge speciale perché è sotto la sua protezione, concluse l'uomo sorridendo. Ora dormiamo, domani sarà un'altra dura giornata.